Bentrovati amici della WeSport, 17ª giornata del campionato di eccellenza. Siamo al Pino Buongiorno di Caltagirone per la partita tra Caltagirone e Città di Messina. La squadra di mister Furnari viene a Caltagirone con il primo posto fino a questo momento conquistato a quota 38 punti. Non se la passa benissimo la squadra di mister Boncompagni invece, che si trova in piena zona play-out ad un punto di distanza dal Pistonina, che oggi affronterà tra le mura amiche il Dimesso Atletico Catania. Andiamo a darvi subito lettura delle formazioni partendo dai padroni di casa. Il Caltagirone schiera con il numero 1 Polessi, 2 Giarratana, 3 Buttiglieri, 4 Lamarana, 5 Italiano, 6 Genovese, 7 Conti, 8 Susso, 9 Scerra, 10 Ruscica, 11 Navanzino. A disposizione con il numero 12 Placenti, 13 Arafa, 14 Amadou, 15 Messina, 16 Pisano, 17 Bevilacqua, 18 Abdullahi. Dall'altra parte il Città di Messina si schiera con il numero 1 Paterniti, 2 Leo Davide, 3 Fragapane, 4 Leo Salvatore, 5 Filistad, 6 Bombara, 7 Silvestri, 8 Cardia, 9 Cotagnone, 10 Lo Giudice e 11 Costa. A disposizione di mister Furnari troviamo il numero 12 Maisano, il numero 13 Porcino, 14 Di Stefano, 15 Alessandro, 16 Ginagò, 17 Princi, 18 Rasà. Il Città di Messina, come detto, a quota 38 punti in classifica, guarda con un occhio sicuramente interessato alla partita che si disputerà al Marullo di Bisconte tra Biancavilla, che insegue a quota 37 punti in classifica, e Camaro a quota 27. Nella scorsa giornata una vittoria per 1-0 contro il Fanio di Coda Realaci per i giallorossi. Dall'altra parte invece il Caltagirone si è dovuto arrendere col medesimo punteggio al Paternò. Sembra essere tutto pronto per l'ingresso in campo delle due squadre. Ricordiamo che l'arbitraggio viene affidato al signor De Caro della sezione di Agrigento. Classica casacca bianca, inserti giallo-rossi per il Città di Messina. Vediamo io già dall'ingresso in campo un total black per i ragazzi del Caltagirone. Il Città di Messina vanta ancora una volta la migliore difesa del campionato con appena 6 gol subiti, 19 invece quelli fatti. Il Caltagirone invece dall'altra parte deve cercare di riscattare le prove in casa. Infatti tra le mura amiche mister Boncompagni e i suoi non sono ancora riusciti a trovare i primi 3 punti. Il Rollino di marcia vede 2 pareggi e ben 5 sconfitte. Raccoglie di più in trasferta quindi il Caltagirone. Vedremo il Città di Messina invece come cercherà di contrastare una squadra che su cui sicuramente pesa la classifica, su cui sicuramente pesano alcuni errori arbitrali di troppo in questa stagione. Sembra tutto pronto per l'ingresso in campo, infatti è così. Le squadre iniziano a calcare il rettangolo verde di Caltagirone del Pino Buongiorno. Temperatura mite per essere 14 gennaio, amici della WeSport. Possiamo sentire in sottofondo i tifosi del Caltagirone Calcio, una cinquantina di presenze qui sulle tribune del Pino Buongiorno, che sicuramente faranno comodo alla squadra di casa. I due capitani, Capitan Bombara e Capitan Ruscica, che sono a centrocampo per andare a stabilire il primo possesso. Classico saluto di rito e poi si potrà partire. Città di Messina viene da ben 8 risultati utili consecutivi, un pareggio contro lo Scordia nel mese di novembre e poi solo vittorie per i ragazzi di mister Furnari. Oggi in panchina ci va Rosario Rasà, una scelta inusuale per mister Furnari, che solitamente si affida sempre all'attaccante ex Milazzo all'interno del suo attacco, che oggi, come detto, prevede 2 punte che sono Cotagnone e Lo Giudice. La scelta di Cotagnone, su cui sicuramente avrà avvantaggiato il gol segnato in settimana nell'amichevole contro la rappresentativa regionale Juniores. E il classico 3-5-2 per mister Furnari. Andiamo a vedere anche nel dettaglio il modulo. Paterniti come sempre affidabilissimo tra i pali. Per lui nelle 14 partite disputate in maglia Città di Messina solamente 3 gol subiti. In difesa ci vanno Bombara, Filistad e Leo Salvatore. Sulle fasce a destra Leo Davide e Fragapane.
sulla mediana Silvestri, Cardia e Costa in avanti, come detto, con Agnello giudice. Su mister Furnari pesa sicuramente la squalifica per 2 giornate di Giuseppe Quintoni e l'infortunio per Francesco Calcagno. Sembra essere tutto pronto con il fischio iniziale sul punto di battuta il Città di Messina, che attaccherà da destra verso sinistra i vostri videoschermi in questa prima frazione, viceversa il Caltagirone da sinistra verso destra. Si aspetta solo il fischio dell'arbitro e poi si potrà partire. È iniziata Caltagirone Città di Messina, valevole per la 17ª giornata del campionato di eccellenza. C'è subito un tentativo di verticalizzazione, il pallone arriva al classe 70 Nicola Polessi, espertissimo portiere del Caltagirone, prova subito a gestire il pallone del Caltagirone. Filistad riesce a intervenire e anticipa l'intervento da parte di Navanzino. Il pallone viene lanciato sullo giudice che scarica indietro per Cardia, cerca il lancio lungo verso Fragapane, il pallone però va in out e allora ci sarà rimessa laterale per il Caltagirone che può ripartire. Pallone al centrocampo per il capitale, il numero 10 Ruscica, che scarica all'indietro. C'è poi la verticalizzazione improvvisa in avanti, Filistad riesce a far buona guardia e rinvia in zona lo giudice, che per il direttore di gara fa fallo in attacco, e allora il Caltagirone ferma il pallone e potrà ripartire con il numero 5 italiano sul punto di battuta. In settimana sono arrivate le dichiarazioni, il comunicato stampa da parte del Caltagirone del presidente Giaquinta, che ha palesato, ha lamentato un trattamento arbitrale non sicuramente dovuto secondo il Caltagirone. Torniamo in cronaca con il Città di Messina che riconquista il pallone con lo giudice e fa sportellate con un avversario. Lo giudice poi scarica all'indirizzo di Salvatore Leo, che cerca lì vicino Cardia, che ha il pressing dell'avversario. Ancora Salvatore Leo prova a ricominciare come sempre dal basso il Città di Messina con Filistad che gestisce il pallone per vie centrali, lo scarica sulla destra per Salvatore Leo, il pallone per Costa, il controllone è perfetto, allora il Caltagirone si può rilanciare in avanti. Il numero 11 Navanzino prova a tenere il pallone, poi la difesa del Città riesce a tenere il possesso con Costa che cerca di tenere il pallone, scarica su Capitan Bombara, il lancio lungo ancora una volta però è preda. C'è il centrocampo del Caltagirone di Ruscia che prova a lanciare, c'è uno scambio, una triangolazione tentata, c'è però un fallo precedente su Davide Leo, subito fischiato dal direttore di gara, il signor De Caro, ricordiamo l'azione di Agrigento, e allora il Città di Messina potrà ricominciare. Sono passati solo 2 minuti, atteggiamento del Caltagirone subito offensivo, subito in partita. Ragazzi di mister Boncompagni non vogliono sicuramente far passeggiare in salute la squadra di mister Furnari in questa lunga trasferta di Caltagirone. Torniamo in cronaca con Silvestri che lancia il pallone sulla destra all'inizio di Salvatore Leo, provano la triangolazione però sul pallone arriva splendidamente un giocatore del Caltagirone in zona offensiva, il sinistro, il pallone viene ribattuto alla difesa, ancora una volta il tentativo con il mancino che viene deviato da Filistad. Nell'occasione è stato il numero 8 Sussò a intervenire, a spezzare la manovra offensiva delle Città. Ci ha provato prima con il mancino e poi con il destro, il pallone è stato rimpallato sempre da Filistad che si è rifugiato in calcio d'angolo. Registriamo dopo 3 minuti la prima occasione per il Caltagirone con questo doppio tentativo da parte di Sussò. Come detto, ragazzi di mister Boncompagni sono entrati con un ottimo piglio sul match. Calcio d'angolo dalla sinistra, sono 3 giocatori in area di rigore e un quarto viene fischiato però un'irregolarità e allora il calcio d'angolo è da ripetere. Sul punto di battuta c'è il numero 11 Navanzino del Caltagirone. Fischio dell'arbitro, Navanzino parte, prova a mettere il pallone dentro, sul secondo palo c'è il colpo di testa, il tentativo di girata, pericoloso ancora una volta il Caltagirone col tentativo da parte di Scerra che però ha ciccato il pallone, l'azione però prosegue con il colpo di tacco che viene toccato di testa da Salvatore Leo che allora si ripropone in avanti. C'è un fallo su Silvestri, allora può respirare il Città di Messina. Chissà se mister Furnari avrà pensato a qualcosa per cercare di sopperire le assenze pesanti a centrocampo di Quintoni e Calcagno. Vediamo come agisca da terzo di centrocampo ancora una volta Silvestri, come era successo nella gara contro il Real Aci. Nel frattempo c'è il rinvio di Paterniti che cerca Davide Leo, anticipato però dall'intervento della difesa del Caltagirone. C'è poi il pallone controllato da Capitan Ruscica che viene però steso così. Allora c'è un calcio di punizione per il Caltagirone che continua a stazionare nella tre quarti avversaria. Un ottimo inizio di partita per i ragazzi in maglia nera.
calcio munizione da ripetere, secondo il direttore di gara la palla era stata recapitata al numero 5 italiano. Ecco Buttiglieri che va a scaricare all'indietro per un compagno, prova il lancio lungo il Caltagirone, arriva però l'intervento di Fragapane in anticipo. Rimessa laterale per Giarratana, sulla destra cerca per vie centrali Ruscica, ancora però il pallone che viene riconquistato dalle Città di Messina, che adesso deve cercare di ripartire. Codagnone si guadagna un importante fallo per far respirare i suoi. L'intervento è stato del numero 5 italiano. Allora il Città di Messina può cercare di rialzare il baricentro con Cardia. Proprio sulla linea del centrocampo viene messo il pallone, lo scarico su Giuseppe Costa che va sull'ala mancina per Fragapane, rientra verso lo giudice, cerca qualche invenzione il numero 10 che viene affrontato da Sussò, lo stende il numero 8 di mister Boncompagni. Per il direttore di gara non c'è dubbio, è calcio di punizione, allora potrà sfruttare questo calcio da fermo il Città di Messina per creare il primo pericolo verso la porta di Nicola Polessi. Sul punto di battuta c'è Damiano Lo Giudice, sembra lui l'incaricato per la trasformazione delle calcio munizione. Molto probabilmente cercherà un pallone sul secondo palo. Vediamo se mister Furnari ha preparato qualche schema in settimana che potrebbe servire per sbloccare questa partita che sembra tutt'altro che agevole per la capolista. L'ex Pistonina sul punto di battuta, siamo sul centro-sinistra dalla nostra inquadratura. C'è un po' di confusione in area di rigore, sono ben 5 gli effettivi del Città di Messina e fuori area c'è Salvatore Leo che entra, il pallone viene messo dentro, respinto dalla difesa delle Caltagirone, arriva su Davide Leo che cerca subito di sventagliare per lo giudice. Il difesa del Caltagirone riesce però a fare buona guardia, c'è poi un intervento da parte di Davide Leo che serve nuovamente lo giudice che prova a scappare sull'ala mancina, viene esteso, per il direttore di gara non c'è nulla, lo invita a rialzarsi, allora il pallone si perde sul fondo. Caltagirone che potrà ripartire con il rinvio da parte di Polessi. Ha provato in qualche modo, c'è qualche parola di troppo tra lo giudice e Giarratana e si riparte con il Caltagirone che prova a cercare in avanti spazio. La palla viene però riconquistata da Capitan Bombara che scarica su Leo, la sua sventagliata a cercare Codagnone, bella spizzata per lo giudice che però non arriva sul pallone. Allora il Caltagirone che può cercare di rimbastire una nuova manovra offensiva, lo fa con il numero 2 Giarratana che cerca in avanti Sussò, ancora Sussò che viene marcato da Fragapane, lo butta giù il numero del Città di Messina e allora ci sarà un calcio di punizione. Calcio di munizione con Italiano sul punto di battuta, lancio lungo da parte di Italiano, sembra esserci Bombara sul punto dove cade il pallone, infatti lascia passare la sfera che viene recuperata dall'estremo difensore Paterniti. Città Messina che allora ricomincia come sempre con il pallone gestito dai 3 di difesa, c'è lo scarico per Domenico Bombara che prova a prendere metri, cerca Cardia che stoppa il pallone, lo verticalizza verso lo giudice, ancora lo giudice in azione personale, scappa lo giudice, si presenta ai 25 metri, il pallone arriva a Silvestri che deve rifugiarsi in Filistad, il lancio lungo da parte di Filistad a cercare l'intervento da parte di Fragapane che riesce a superare l'avversario, entra in area di rigore, Fragapane mette in mezzo e arriva il gol da parte di Codagnone, il Città di Messina al minuto riesce a trovare il gol del vantaggio. Sono passati 8 minuti e mezzo, il pallone dentro da parte di Fragapane che è riuscito a superare l'avversario diretto, pallone messo dentro e allora Codagnone da 2 passi è riuscito a trovare la deviazione vincente per l'1-0 del Città di Messina che dopo 8 minuti e 45 si porta in vantaggio. Caltagirone fino a questo momento non aveva assolutamente sfigurato nei confronti della capolista, anzi l'aveva messa già in difficoltà con un paio di sortite offensive. È riuscita però alla prima occasione concreta la squadra della Città di Messina a portarsi in vantaggio proprio con Codagnone. Pagano le scelte di mister Furnari, Rasa in panchina, Codagnone in campo e Codagnone trova il gol del vantaggio. Si riparte con il Caltagirone in possesso del pallone, viene riconquistato da Cardia, lancio lungo verso lo giudice che cerca spazio sul fondo, ancora lo giudice con un paio di finte, il pallone però viene riconquistato dalla difesa del Caltagirone.
pallone arriva poi a Codagnone al limite dell'area di rigore, viene esteso, non c'è nulla per il direttore di gara, allora può ripartire la squadra di mister Boncompagni che cerca di disporsi nella maniera più fluida possibile. Viene esteso, c'è un fuorigioco indicato dal direttore di gara, e allora il Città di Messina potrà ripartire quando il risultato, come detto, è adesso di 0-1 grazie alla rete siglata da Codagnone. Viene battuto il calcio di punizione dai ragazzi di mister Furnari, viene ancora verticalizzata la palla verso Codagnone che ci prova con il destro, deviato, arriva tra le braccia di Polessi. Caltagirone che adesso prova una nuova sortita offensiva con il numero 4 Lamarana che scambia con il compagno, il pallone arriva sull'altra fascia, cerca il Caltagirone adesso di portarsi in avanti, Silvestri tenta il contrasto, il pallone arriva al numero 10 Ruscica, poi Codagnone riesce a ritrovarsi la palla tra i piedi, la difende e scarica su Davide Leo sulla destra, ancora una volta il numero 2 che cerca spazio, viene però contrastato da due giocatori, c'è un calcio di punizione per il direttore di gara segnato dall'assistente. Città di Messina avrà una nuova occasione con questo calcio di punizione che viene però battuto all'indietro ancora per Filistad. Siamo al minuto 11, c'è il lancio lungo da parte del numero 5 che cerca ancora una volta Davide Leo, l'uscita di Polessi in tuffo, il classe 70 riprende il pallone, grande esperienza tra i pali per Polessi ovviamente. Caltagirone è unica squadra ad aver battuto il Città di Messina tra le mura amiche, infatti nella gara d'andata la vittoria, l'unica partita lasciata per strada al Garden di Midi dalla Città di Messina, che adesso può ripartire con Bombara. Il pallone arriva a Paterniti nuovamente, il Città di Messina adesso si deve disporre nuovamente per un'azione offensiva, il lancio di Paterniti a cercare uno fra Silvestri e Davide Leo, c'è il colpo di testa di Davide Leo, il pallone però è uscito, segnalato dall'assistente di De Caro, e allora ci sarà una rimessa laterale per il Caltagirone. Si appresta a battere il numero 6 Genovese che però lascia l'incombenza a un compagno. Siamo nella tre quarti del Città di Messina adesso, rimessa laterale per il Caltagirone, colpo di testa da parte di Davide Leo ad allontanare, il pallone arriva allo giudice, bravo a palleggiare, a liberarsi della marcatura, ancora il pallone sulla destra per il tentativo di Silvestri che riesce a tenerla in campo, allora Codagnone guadagna un po' di metri sull'avversario, prova a trovare il pallone, il difensore del Caltagirone è sul fondo, in questo momento viene pressato da Codagnone e il numero 6 Genovese che cerca spazio, cerca la deviazione e la trova, bravo a guadagnarsi la rimessa laterale. Caltagirone che allora ci potrà riprovare direttamente dall'out, il pallone viene messo in campo, Davide Leo però fallosamente, allora può ripartire la squadra di Boncompagni direttamente con un calcio di punizione. Caltagirone che ci prova direttamente con questo calcio di punizione che supera la linea di centrocampo, c'è il tentativo di colpo di testa da parte di Cardia che è vincente, il pallone lo recupera nuovamente Codagnone per Silvestri che cerca subito in verticale, lo giudice non riesce a trovare la sfera che arriva direttamente a Polessi che va a scaricare per Giarratana, ancora Giarratana che sulla fascia da parte di Lamarana cerca di gestire il pallone, il Caltagirone che adesso deve recuperare un gol di svantaggio. Sale l'incitamento del pubblico presente al Pino Buongiorno, il pallone però viene recuperato dalla Città di Messina, ancora una volta con Filistad che scarica direttamente su Paterniti, il rinvio dell'ex Milazzo a cercare Damiano Lo Giudice, il pallone però viene riconquistato nuovamente dal Caltagirone, bellissima la sventagliata che trova Salvatore Leo, un mezzo errore da parte del numero 4, il pallone però se lo ritrova nuovamente tra i piedi, viene esteso e si guadagna un importante calcio di punizione. Occhio a queste sortite offensive del Caltagirone che sicuramente nei primi 6-7 minuti si era presentato più volte nella tre quarti del Città di Messina senza provocare grossi pericoli ovviamente alla porta di Paterniti, infatti la doppia conclusione da parte del numero 8 Sussò è stata rimpallata da Filistad. Torniamo in cronaca con il rinvio di Paterniti che è però facile preda del difensore Giarratana che rilancia nuovamente in avanti per cercare il numero 9 Scerra, poi il pallone di Rusci che viene riconquistato da Codagnone che cerca nuovamente in avanti Lo Giudice, ancora Giarratana che si appoggia
al compagno, il pallone nuovamente per Scerra che viene pressato da Filistad, poi Sussò che perde la sfera, c'è un buon intervento da parte di Salvatore Leo che cerca adesso anche di guadagnarsi un fallo d'esperienza, il numero 4 cerca poi il rinvio, trova la deviazione da parte di Sussò e allora ci darà rimessa laterale per il Città di Messina. Siamo al minuto 15, in questo momento il rilancio verso Codagnone che cerca la spizzata nella terra di nessuno e allora il pallone torna nuovamente tra le braccia di Polessi. Il Caltagirone cerca nuovamente di portarsi in avanti direttamente con il rinvio del proprio portiere che fa rimbalzare il pallone una volta e poi lo calcia. C'è Scerra che riesce a toccare di testa, il pallone però non arriva a nessuno e allora nuovamente Paterniti che può gestire la sfera con Bombara. Il capitano cerca per i centrali Cardia, il colpo d'esterno verso Damiano Lo Giudice viene recuperato però dal numero 4 La Marana. Ancora in avanti il Caltagirone, per me però recuperato da Davide Leo con l'ausilio di Silvestri, prova a riaffacciarsi in avanti il Città di Messina con Codagnone che viene preso così, per il direttore di gara non c'è nulla, allora c'è il lancio lungo nuovamente in avanti il Caltagirone, attenzione il pallone sull'out di destra, è bravo Giuseppe Costa a mantenere il possesso, sembrava rimessa dal fondo per il Città di Messina, il direttore di gara però comanda invece un out per il Caltagirone. Ci sarà un calcio d'angolo per i ragazzi di mister Boncompagni. Sul punto di battuta ci va Navanzino. Navanzino mette il pallone in mezzo, c'è un fallo in attacco da parte del numero 9 Scerra secondo il direttore di gare, allora si ferma il gioco, il Città di Messina potrà respirare, potrà ripartire con questo calcio di punizione. Pallone tra i piedi di Paterniti, vediamo se cercherà Salvatore Leo Bombara ai suoi lati oppure, visto il pressing alto da parte del Caltagirone, cercherà il rinvio, molto più probabilmente sarà appunto così. Si allontanano i difensori e Paterniti rinvia il suo mancino a cercare il tocco di testa da parte di Codagnone che stacca, trova l'intervento da parte di Davide Leo che scappa sull'out di destra, ancora Davide Leo che viene atterrato, sembrava avesse toccato il pallone, il numero 8 Sussò, per il direttore di gara non è così, allora ci darà un calcio di punizione per il Città di Messina. Sui calci da fermo molti dei gol di mister Furnari, soprattutto con Salvatore Leo e con Ciccio Cardia. Vediamo se sapranno abili a sputare anche in questo caso il pallone che verrà messo in mezzo da Damiano Lo Giudice. Si aspetta solo il fischio dell'arbitro e poi si potrà partire questo calcio di punizione. Il minuto è il 17esimo, anzi quasi il 18. Damiano Lo Giudice sul punto di battuta. Parte il numero 10 che mette il pallone in mezzo, c'è il tentativo da parte di Costa che però viene anticipato alla difesa del Caltagirone. Fragapane difende il pallone e si guadagna un'importante rimessa laterale. Sul punto di battuta si presenta Domenico Bombara, cercherà probabilmente una gittata lunga in area di rigore. Vediamo se sarà così o se cercherà subito l'appoggio verso su Fragapane. Ecco il pallone che viene messo in mezzo. Sul secondo palo c'è tutto solo Davide Leo che prova a calciare, prende però un giocatore del Caltagirone e allora c'è fallo per il Caltagirone che potrà ripartire. Fortuito qui l'intervento da parte di Davide Leo che per arrivare sul pallone e calciare col destro ha colpito il difensore del Caltagirone. Passato da poco il 18esimo, ricordiamo il parziale che vede il Città Messina vincere per 1-0 contro il Caltagirone grazie alla rete siglata al minuto 9 da Codagnone. Caltagirone che adesso prova a ributtarsi in